Sembra passata un'eternità da quel 37,5% con cui il Veneto tributò la sua ammirazione per Matteo Renzi da poco insediatosi a Palazzo Chigi. Invece è accaduto solo un anno fa. Oggi il PD di Renzi in regione catalizza soltanto il 16,7%. Urne impazzite per Zaia, questo è sicuro, ma il Veneto dà uno schiaffo a strategie politiche sentite come lontane e in più dimostra di non comprendere la candidatura di Alessandra Moretti, che fin dall'inizio aveva sollevato polemiche e anche molto dure. Il segretario regionale rifiuta ogni addebito. La scelta del candidato con le primarie, abbiamo tenuto insieme tutta la coalizione, abbiamo tenuto insieme tutto il partito, quindi io credo che di fatto quello che dovevamo fare in coscienza lo abbiamo fatto. Ma non tutti sono d'accordo. Allora, Moretti è stata scelta con delle primarie che sono andate come sono andate, non sto qua, non ci torno su. Attenti però che Alessandra Moretti è stata lasciata sola. Più correttezza e più onestà anche al nostro interno la voglio chiedere perché Alessandra è stata lasciata in larga parte sola. Molti esponenti del PD Veneto oggi sono furibondi. Simonetta Rubinato parla del peggior risultato dal 1995. Per le prossime elezioni o cambiamo i veneti o cambiamo noi. Mi auguro, dice, che non faremo come i perdenti che trovano sempre delle scuse, ma come i vincenti che cercano un'altra strada. Parla di una Caporetto, il sindaco di Treviso, che solo 2 anni fa raccolse col suo PD il 23,18% e oggi fa i conti con un 19,7%. È un dato generico, poi se uno guarda i dati del PD nel comune di Treviso è il maggior partito, cosa che non è invece in altri luoghi. Quindi. A Vicenza stessa, città della Moretti, il PD perde 10 punti, le urgenze salgono in primo piano. Noi abbiamo un tema a questo punto stringentissimo, che è quello di una creazione di una nuova classe dirigente. Qualcuno pagherà? Ci saranno stravolgimenti al vertice del PD Veneto? Domenech preferisce glissare, decidendo per tutti. Adesso assolutamente questo non è un tema che appassiona né noi e nemmeno gli elettori e i cittadini.